Bentornati a questo spazio approfondimento del telegiornale di Sardegna 1. Il 1° dicembre è stata la giornata mondiale contro l'AIDS e proprio in quel giorno è stata presentata una campagna di sensibilizzazione per l'HIV promossa dalla Lila, la Lega Italiana contro l'AIDS. Per parlare di questa campagna, ma soprattutto di come vivono le persone affette da HIV, siamo collegati in remoto con Brunella Moci, che è la presidente di Lila Cagliari, appunto della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Ben ritrovata, Presidente. Buongiorno. Allora, la situazione di sofferenza dei centri di malattie infettive ormai destinati al Covid e disagio che si ripercuote naturalmente nei pazienti affetti da HIV, non possono accedere ai centri di riferimento, agli ambulatori e ai reparti. Ecco, che tipo di impatto è stato questo per le persone appunto colpite da HIV? Premetto che l'impatto è stato pesante per tutte le persone che hanno delle patologie croniche che vanno quindi monitorate con una certa costanza. L'impatto più pesante certamente è stato quello sulla popolazione con HIV, perché i reparti che sono stati destinati al Covid sono proprio i reparti e gli ambulatori di malattie infettive che sono solitamente destinati ai pazienti con HIV. Questo ha comportato quindi anche una perdita dei medici infettivologi che si dedicavano all'HIV e che seguivano i propri pazienti, che sono stati inevitabilmente spostati sull'area Covid. È stato un impatto abbastanza pesante in tutta Italia. Ancora oggi ci sono dei centri che non riescono a garantire la continuità della terapia ai propri utenti e anche la possibilità di fare delle visite, dei controlli urgenti. Tutto questo nella seconda fase della pandemia, secondo noi andava preventivato. È vero che in Italia il sistema sanitario è stato smantellato, quello pubblico, progressivamente, però è vero anche che oggi sarebbe stato il caso di guardare con occhi un pochino più pratici al futuro che ci aspettava in questa seconda ondata di Covid. Quindi insomma una situazione abbastanza preoccupante, per quanto a Cagliari per esempio i centri si siano attrezzati e abbiano in qualche modo continuato a garantire con delle limitazioni ovviamente l'accesso ai propri pazienti e al ritiro della terapia per l'HIV. Ecco, Presidente, voi avete una sede a Cagliari, se non ricordo male in Via Dante. Ecco, come avete operato in questo periodo, in questi mesi di pandemia? Come avete gestito le persone affette da HIV? Allora, la gestione è consistita nell'offerta, per esempio, di interfacciarci con gli ospedali in cui i pazienti avevano comunque paura di entrare perché insomma i media, insomma la stessa classe medica diceva non venite in ospedale se avete un sistema immunitario debilitato. Le persone con HIV hanno un sistema immunitario che può essere più fragile in alcuni momenti, per cui avevano tanta paura di recarsi in ospedale. Ci siamo offerti di fare da tramite, andando a ritirare i farmaci presso gli ospedali e consegnandoli nella nostra sede. Ma io segnalo anche una situazione, una ripercussione che è ancora più grave, è una ripercussione su tutta la popolazione, perché l'impossibilità di recarsi in un centro a fare il test per l'HIV è un segnale di prevenzione che si abbassa notevolmente. La paura è questa, che non si torni a garantire quei livelli di assistenza che fino a pochi mesi fa potevano sembrare scontati. In realtà abbiamo visto quanto di scontato non ci sia niente. Credo che niente come questa pandemia abbia messo in luce tutte le carenze, le inefficienze che ci sono nel sistema sanitario italiano, ma non soltanto. Ecco. Noi come Lila abbiamo... continuo? Prego. Sì. Volevo solo dire che ci siamo fatti carico di continuare a somministrare il test, per esempio, perché eravamo comunque pieni di richieste. Il nostro centralino è sempre rimasto aperto, garantendo quindi un servizio agli utenti, a chiunque chiamasse,
e abbiamo deciso di utilizzare la nostra sede per somministrare il test anziché una volta al mese, una volta alla settimana. Ci siamo dotati di un percorso, di un protocollo adottato con lo Spallanzani di Roma, quindi un percorso altamente sicuro per tutti coloro che arrivano in sede e anche per noi operatori di sede ovviamente. Ecco Presidente, volevo dire proprio questo, tra giugno e novembre avete organizzato 12 serate straordinarie nella vostra sede e avete fatto dei test rapidi, circa 200 persone se non ricordo male. Sì, più o meno sì. Facciamo i test per l'HIV, per l'epatite C e anche per la sifilide. Abbiamo sempre tante richieste, però noi ricordiamo anche a tutti quelli che ci chiamano per dirci: posso venire stasera in sede a fare un test? Non è possibile farlo in questo modo. Ci sono delle giornate calendarizzate in cui i nostri medici, che sono volontari, cioè, sottolineo questo, come lo sono tutti gli operatori, i nostri medici si alternano, così come gli operatori di counseling che appunto danno il cambio per poter essere in sede in una data precisa, non possono essere a disposizione del pubblico tutti i giorni della settimana in cui qualcuno vorrebbe venire a fare un test. Sottolineo anche questo, la grande disponibilità insomma, della nostra sede in qualche modo a coprire quello che il pubblico in questo momento per svariati motivi legati alla pandemia magari non è stato in grado di offrire al meglio o non è stato in grado di offrire per niente. Vogliamo ricordare, Presidente, che questi test vengono fatti in massima sicurezza, soprattutto nella massima privacy, e questo è fondamentale. Assolutamente sì, ripeto, noi siamo ormai un po' veterani del test, nel senso che abbiamo un protocollo europeo dal 2016 al quale aderiamo, quindi siamo tutti altamente formati per la somministrazione del test, dall'operatore dell'accoglienza al medico, all'operatore che poi che con il medico offre la diagnosi. Ma oltre a questo la nostra sede viene sanificata tutte le volte che viene fatto un test. La nostra sede ha tutti i presidi necessari per poter garantire a noi e appunto agli utenti la massima sicurezza. Poi ripeto, questo è un protocollo nazionale che è stato fatto con lo Spallanzani di Roma, per cui con un istituto di malattie infettive che conosciamo tutti almeno di nome, è una garanzia insomma di sicurezza per tutti, ecco. Prima di parlare della campagna di sensibilizzazione della Lila, volevo chiedere al Presidente qual è l'età media delle persone che chiedono il vostro aiuto? Ma molto spesso devo dire che le persone sono minorenni, il più delle volte invece sono persone più adulte e noi arriviamo a testare anche persone che hanno 70 anni, siamo arrivati anche ad avere delle diagnosi su persone molto molto adulte. Diciamo che c'è una varietà enorme, ma sono soprattutto le persone più giovani, intorno ai 25, dai 25 ai 40 anni, quelle che affluiscono in maniera maggiore presso la nostra sede. Allora, questa campagna di sensibilizzazione alla quale hanno aderito molti artisti sardi, e questo vi riempie sicuramente di soddisfazione, Presidente? Tantissima soddisfazione, tanto entusiasmo, anche tanta emozione devo dire, perché il tema dell'HIV è un tema comunque un tantino spinoso, in cui le persone entrano sempre con un po' di circospezione, quindi essere stati, come dire, invitati a partecipare ad una campagna che offra appunto degli spot video che voglia comunicare l'HIV in altra maniera, in maniera chiara, corretta e anche artistica, è stato per noi un grande investimento e c'è stato un grandissimo ritorno, perché abbiamo avuto il grande supporto di Sardegna Film Commission e anche della Cineteca Sarda, della società umanitaria. Gli artisti sono tantissimi. Ora posso dire i nomi che sono veramente tanti, ma temo di dimenticarne qualcuno. Comunque la nostra campagna è partita ieri mattina con il 1° dicembre, con il primo spot, e noi pensiamo che sarà
una modalità veramente innovativa di comunicare l'HIV, sensibilizzare le persone e portare l'attenzione su un tema che noi vogliamo affrontare, cerchiamo di portare insomma, in mezzo alla società tutta in maniera più semplice, più accessibile e anche attraverso appunto delle forme artistiche che possano avvicinare maggiormente le persone. Presidente, un nome lo voglio fare io perché questa persona è molto conosciuta nell'ambito jazzistico, non solo regionale, nazionale, ma internazionale. Insomma, avere un sì da Paolo Fresu non è da tutti i giorni. No, certo che no. Paolo Fresu è stato il secondo testimonial che ha consentito con grande entusiasmo. Tra l'altro è abbastanza inaspettato per quanto ci riguarda, perché pensavamo di fare una serie di inviti e coinvolgimenti, non eravamo sempre certi che sarebbe andata bene, invece è andata molto bene, ma i nomi sono veramente tanti. Diciamo che c'è un parterre di artisti sardi accomunati da appunto differenti modalità artistiche, giovani che fanno delle cose molto interessanti e che a noi piacevano ben prima di pensare ovviamente al progetto Lila. Questo progetto è stato inserito nella campagna della Regione, nonostante il progetto della Regione non prevedesse questo genere di offerta di test, scusate, di spot. L'abbiamo inserito perché ci siamo un po' lasciati prendere la mano, abbiamo visto che la cosa era interessante, sarebbe piaciuta a molti e quindi abbiamo proseguito nella ricerca di artisti. Presidente, siamo in chiusura, non posso che chiedere di fare un appello alle persone che vogliono rivolgersi a voi, come devono fare e come possono fare. Allora, a noi ci si può rivolgere in maniera molto semplice. Il nostro centralino è aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, il lunedì dalle 18 alle 21, dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20. Si può chiamare per avere informazioni, per sciogliere i dubbi, per prenotare un test nelle date in cui noi lo faremo. Approfitto per dire che ci sarà un test il 9 dicembre e un altro test il 19 dicembre, per esempio. Ma si può chiamare anche soltanto per chiedere di fare un colloquio, per avere delle informazioni più precise che magari richiedono anche un tempo un tantino più lungo. La nostra sede è sempre aperta e a disposizione di chiunque ne abbia avuto bisogno in questi anni e ora più che mai, direi. Bene, ringraziamo la Presidente di Lila Cagliari, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Grazie Presidente, le auguro una buona giornata. Grazie, grazie a voi dell'invito, come sempre, grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci.